personale sanitario dell'Ulstre Serenissima, il direttore generale, nell'esprimere la vicinanza ai dipendenti, fa loro un plauso per aver saputo gestire al meglio queste situazioni, 3 gli episodi in 10 giorni. Autori di decine di furti tra Padova e provincia, scorribande nel veneziano, la polizia fa irruzione in un covo di Pordenone, arresta 4 persone e recupera 200.000 euro di refurtiva. È fuggito dagli arresti domiciliari, con l'auto della madre finisce contro il segnale del cantiere, arrestato un 28enne di Portogruaro. L'analisi del voto alle regionali con l'assessore comunale Venturini che commenta anche i possibili scenari per le prossime amministrative a Venezia. Il sindaco dice dovrà conoscere bene la città. Continua lo scontro tra direzione e lavoratori della Fenice sulla nomina di Beatrice Venezzi. Secondo la RSU del teatro, la direzione ha tolto dei benefit ai lavoratori come ritorsione per le proteste. Un video rap destinato a diventare virale, creato da Panda, artista veneziano, in occasione della seconda edizione del progetto Riprendiamoci la notte, nato dopo la morte di Giacomo Gobbato. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e dunque la cronaca con le continue aggressioni ripetute al personale sanitario dell'Ulstre Serenissima. Interviene sugli episodi il direttore generale Contato nell'esprimere la vicinanza ai dipendenti, fa loro un plauso per aver saputo, dice, gestire al meglio queste difficili situazioni. In media ormai il personale sanitario dell'Ulstre Serenissima si ritrova a subire quasi un'aggressione al giorno. L'ultima alla stazione di Venezia Santa Lucia, quando un 36enne ha morso sull'avambraccio un operatore sanitario. Il giorno prima l'episodio tra Mirano e Noale e prima ancora l'aggressione di un infermiere a dolo. 10 giorni, 3 situazioni critiche, direi che sono un'eccezione anche per il nostro territorio e comunque anche in questi casi alcuni provvedimenti che abbiamo adottato hanno cercato di limitare i danni. Noi già da tempo abbiamo un protocollo di intervento con le forze dell'ordine che abbiamo condiviso e sottoscritto e abbiamo fatto percorsi formativi sul personale. Che ormai si trova a scontrarsi sempre più frequentemente con episodi del genere. Anche in questo caso il nostro personale ha dimostrato una grande attenzione e una grandissima professionalità perché in situazioni così rischiose sono riuscite a mettere a punto quelle misure necessarie per tutelare la persona e tutelare anche loro stessi. In questo contesto la direzione dell'Ulstre ha offerto il sostegno assicurativo e legale al personale sanitario. Il nostro applauso al personale che ha saputo tenere come riferimento quello che è il ruolo del personale infermieristico e medico per tutelare soprattutto la persona e naturalmente la vicinanza verrà manifestata con tutti quei provvedimenti necessari anche a tutelare da un punto di vista amministrativo e giuridico le persone che sono state eventualmente coinvolte. Autori di decine di furti e scorribande tra Padova e il veneziano, la polizia ha fatto irruzione nel covo di una banda a Pordenone, arrestando 4 persone e recuperando 200.000 euro di refurtiva. Il blitz della polizia in piena notte mentre i ladri stavano rientrando nel loro covo dopo aver messo a segno 3 furti e tentati altri 2. La banda di predoni albanesi da settimane stava razziando il Veneto e da un paio di giorni si era spostata in Friuli. La squadra mobile di Padova, che li aveva intercettati e individuati dopo una decina di colpi nel comune di Albegnasego, li ha arrestati mentre stavano rientrando nel loro ultimo covo, un appartamento affittato da un B&B di Fiume Veneto in provincia di Pordenone. I poliziotti padovani a metà novembre avevano notato un'auto di grossa cilindrata, un Audi A6 risultata intestata ad un ignaro prestanome, a girarsi sempre nelle zone dove erano stati registrati dei furti, nei comuni di Albignasego, Noventa Padovana e nel quartiere Guizza a Padova e a Salzano nel veneziano. La vettura si muoveva utilizzando strade secondarie poco battute, si spostava sempre. Nelle zone prescelte i 4 predoni effettuavano sopralluoghi cercando abitazioni ideali da svaligiare con serramenti facili da
da forzare. In più occasioni la banda era entrata in un appartamento di mira utilizzato come base logistica, poi lo spostamento verso Pordenone. Qui i poliziotti, dopo aver accerchiato la casa, sono intervenuti scoprendo un'ingente refurtiva stipata nelle stanze dell'appartamento. Recuperata ingente refurtiva per circa 200.000 euro tra gioielli, pietre preziose, monini d'oro e anche denaro contante. Sequestrati anche tutto il necessario, da flessibili con dischi, trapani, quindi anche per poter avere la meglio aprire delle casseforti. Il blitz per evitare la fuga imminente all'estero dei 4. Uno degli albanesi aveva spostato il letto nella camera sotto la finestra, pronto per scappare in caso dell'arrivo delle forze dell'ordine. 2 componenti della banda risultavano latitanti, con condanne per furti avvenuti in tutto il nord-est nel 2021. Un terzo uomo aveva precedenti per furto e porto abusivo d'armi, mentre uno di loro era incensurato. Stiamo svolgendo anche degli approfondimenti per quanto riguarda la posizione del pubblico esercizio recettivo, dove erano giunti in quanto non erano stati registrati, soltanto uno incensurato, mentre gli altri 3 con un pretesto non erano stati ancora registrati. Sono stati tutti e 4 arrestati e ora si trovano nel carcere di Pordenone. Era ai domiciliari con l'accusa di spaccio, 1 anno la pena prevista, ma un 28enne di Portogruaro è rimasto a casa appena 2 mesi. Approfittando dell'assenza della madre, ha preso la sua auto e ha lasciato l'abitazione. Peccato che una volta evaso si sia scontrato con la segnaletica di un cantiere. Il 28enne ha così abbandonato la vettura dandosi alla fuga, ma alcuni testimoni hanno assistito alla scena. I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto grazie alle immagini di videosorveglianza, alle testimonianze raccolte. Il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Pordenone, dove dovrà rispondere anche di evasione. La politica, adesso le elezioni regionali, nonostante l'aumento di voti. Lucas Pavanetto è l'unico consigliere uscente di Fratelli d'Italia a essere stato rieletto a Palazzo Ferrofini. Pur ridimensionato nel risultato, dice Pavanetto, Fratelli d'Italia è pronta a contribuire in maniera importante al governo della regione. Le luci del Consiglio regionale restano spente in attesa di riaccendersi per accogliere i 50 eletti dell'11ª legislatura del Veneto. In queste settimane in migliaia hanno corso per essere uno dei componenti di questa ristretta assemblea. Oggi, tra i pochi che per ora si incontrano tra le sale e i corridoi semivuoti di Palazzo Ferrofini, c'è Lucas Pavanetto. Dei 7 consiglieri uscenti di Fratelli d'Italia è stato rieletto solo lui, il capogruppo. Nella nuova legislatura il partito avrà 9 consiglieri, di cui 8 nuovi, un risultato inferiore alle aspettative. L'effetto dirompente di un candidato presidente legato ad un partito sicuramente ha contribuito a una differenza, e poi la candidatura del presidente uscente Luca Zaia, insomma, possiamo notare questa differenza non tanto nel numero dei voti di lista, che insomma è palese e diciamo è orientato verso appunto il mondo della Lega, ma dall'altra parte della lista Zaia, per così dire, e dall'altra parte invece noi abbiamo ottenuto con i voti di preferenza sul territorio, e quindi diciamo che il grosso che è stato fatto è stato fatto grazie a delle buone liste fatte sul territorio. Pavanetto è anche l'unico sopravvissuto al voto tra i capigruppo dei grandi partiti. In una sala incrocia il capogruppo uscente della Lega, Giuseppe Pan, ex sindaco di Cittadella ed ex assessore regionale. Sto sgombrando l'ennesimo ufficio della mia vita, perché ogni 5 anni io sgombro un ufficio. Io lunedì torno a insegnare, perché quello era il mio mestiere. Ho fatto 32 anni di politica attiva, quindi penso di aver dato molto alla mia comunità, alla comunità dei Veneti. Posso solo ringraziare la Lega per quell'opportunità che mi ha dato. Il mosaico del nuovo Consiglio regionale non è comunque completo, perché la nomina di un consigliere ad assessore aprirebbe la porta al ripescaggio del primo dei non eletti di quel partito in quella provincia. I risultati delle urne non cambiano gli accordi che erano stati stretti prima delle elezioni, 5 assessori a Fratelli d'Italia. Non ho partecipato alle trattative e non ho voluto nemmeno saperlo, non mi interessa, non mi è mai interessato, perché giustamente c'è un coordinamento regionale, un coordinatore regionale, un partito che gestirà questa fase. E l'analisi del voto alle regionali la nostra redazione l'ha fatta anche con l'assessore comunale Venturini, che commenta anche i possibili scenari per le prossime amministrative a Venezia.
Alberto Stefani è un ottimo candidato e sarà un ottimo presidente, giovane, competente, ha fatto il sindaco, ha fatto il parlamentare, quindi dimostra che si può essere giovani e competenti allo stesso tempo, quindi non è la ricerca del giovane a tutti i costi, ma devi trovare un giovane che ha anche delle esperienze amministrative in precedenza per ricoprire certi ruoli. Poi sicuramente Zaia ha fatto la differenza, con un effetto che forse nemmeno i sondaggisti più bravi sapevano prevedere. L'assessore comunale Venturini analizza l'esito del voto alle elezioni regionali con un occhio a quelle che saranno invece le amministrative a Venezia alla luce di questo risultato. Credo che sia importante la collaborazione tra tutte le anime del centrodestra, anche in regione, anche nella formazione della giunta, ma vedo che le dichiarazioni da entrambi i partiti coinvolti sono dichiarazioni di grande volontà di collaborazione e di rispetto anche dei patti preesistenti e precedenti. Il centrodestra in Veneto ha sempre collaborato molto bene, è più il centrosinistra che sostanzialmente si divide molto spesso in baruffe che alle volte sono incomprensibili e chi guarda da fuori. Sul risultato del Partito Democratico, primo partito a Venezia, commenta: storicamente il centrosinistra a Venezia è una presenza forte, radicata. Nelle scorse europee addirittura il divario tra centrodestra e centrosinistra è ancora maggiore, mentre adesso sostanzialmente parliamo di un pareggio tra due coalizioni. La differenza, come sempre, la faranno poi i candidati e i programmi. L'assessore spiega poi il perché della sua scelta di rimanere in comune. A me è stato proposto un percorso su varie possibilità, anche da parte di vari soggetti di candidature, con anche delle garanzie di ruoli importanti. Credevo però che sia necessario da un lato mantenere la mia figura civica. Io oggi non ho tessere di partito in tasca, non mi riconosco oggi in nessun partito e soprattutto volevo finire questo percorso con l'impegno che mi ero preso all'inizio, di quindi finire il mandato da assessore, portare a casa gli ultimi temi come le case di comunità, la biblioteca di Marghera, la riqualificazione del centro di Mestre, il lavoro sulla casa e sulla residenza a Venezia. E sull'eventuale candidatura a sindaco di Venezia Venturini non si sbilancia, mentre Zaia dichiara che i veneziani lo vorrebbero come primo cittadino. Credo che chiunque debba fare il candidato sindaco o vorrà fare il candidato sindaco dovrà essere comunque espressione di questa città, deve essere un figlio di questa città. Non possono essere figure che magari hanno fatto altre esperienze più romane, hanno fatto una vita parlamentare lunga, ma che non hanno camminato su queste calli, che non hanno conosciuto i problemi di questa città, anche le sue ferite e invece i suoi punti di forza. Io credo che ci sia una partita molto aperta. Credo sicuramente che il nome di Luca Zaia possa essere un nome estremamente spendibile e sicuramente vincente nella nostra città. In sua assenza credo che il centrodestra abbia tutte le carte in regola per fare una proposta seria. Dopodiché il nome lo si deciderà insieme. Continua intanto lo scontro tra direzione e lavoratori della Fenice rispetto alla nomina di Beatrice Venezzi. Secondo le RSU del teatro, la direzione ha tolto dei benefit ai dipendenti come ritorsione per le proteste. Improvvisamente quest'anno questa nuova direzione, il sovrintendente Colabianchi e il presidente, il sindaco Brugnaro, hanno deciso di punire i lavoratori per delle legittime proteste che hanno fatto nel corso di questi mesi per la famigerata questione Venezia. Hanno deciso di punirli appunto privandoli di questo welfare che sarebbe dovuto arrivare la prima tranche a novembre. Niente welfare quest'anno per i 300 dipendenti della Fenice e per la RSU si tratta di un atto di ritorsione per le proteste di questi mesi. Ad essere stato tolto è un pagamento non monetario ma in servizi come asilo nido, libri scolastici o assicurazione medica che la direzione del teatro aveva introdotto nel 2018 per aiutare ad arrivare dignitosamente alla fine del mese, dice la RSU della Fenice, a fronte di un contratto di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche al palo da oltre 20 anni. 20 anni nel corso dei quali lo stipendio è stato aumentato di 40 euro lordi mensili, nonostante una perdita di potere d'acquisto del 40%. Non ci sono difficoltà economiche perché comunque il teatro, anche dall'ultimo bilancio presentato mesi fa, era tutto in ordine. Poi oltretutto il sovrintendente ha annunciato questo 7% in più di abbonamenti, quindi se laddove fosse vero, ma su questo stendiamo un velo pietoso, ovviamente dimostra che le cose stanno andando bene. Anche l'aumento del 7% di abbonamenti diventa terreno di scontro, anche di fronte, dicono i lavoratori della Fenice, ad alcuni giornali nazionali che lo leggono come un'approvazione della nomina di
di Beatrice Venezzi, il cui incarico però inizierà solo nella stagione 2026-2027. Le attuali stagioni liriche e sinfoniche sono state integralmente pianificate dal precedente sovrintendente Fortunato Ortombina. E credo che purtroppo una parte di stampa stia veramente raschiando il fondo del barile, perché dare una notizia del genere significa neanche aprire, neppure informarsi delle cose che avvengono. Sia Libero che Il Secolo d'Italia hanno poi lasciato intendere che i 7 minuti di applausi alla prima della Clemenza di Tito di Mozart fossero indirizzati a Beatrice Venezzi, che però ovviamente non ha ancora diretto un'opera alla Fenice. L'opera è stata inaugurata dal maestro Ivor Bolton, che non ha niente a che vedere neanche dal punto di vista estetico con la signora Venezia. Secondo anno di Riprendiamoci la notte, il progetto nato dopo la morte di Giacomo Gobbato, accoltellato a Mestre, lo ricorderete, con l'occasione è nato un video musicale rap dedicato proprio a Jack. Ormai è da tempo che non penso ad altro, un amico morto colpa del coraggio. La city di notte che sta peggiorando, gente che dorme per strada senza un letto caldo. Non resto calmo, divento matto, il governo che sta regolandoci senza tatto. Un video musicale destinato a diventare virale con un testo altrettanto forte di Panda, artista veneziano, in occasione della seconda edizione del progetto Riprendiamoci la notte, nato dopo la morte di Giacomo Gobbato, Jack, accoltellato a Mestre mentre tentava di sventare una rapina. Insieme a lui c'era l'amico Sebastiano, ferito ma salvo. Panda, oltre che essere un grande amico di Jack, ha deciso anche di partecipare direttamente al progetto sia l'anno scorso che quest'anno. Ha deciso di dedicargli un brano, riuscendo a descrivere il tutto con parole che difficilmente altri avrebbero potuto trovare. Rappresenta esattamente quello che è successo dopo la morte di Jack e quello che Jack è riuscito a fare, cioè creare delle connessioni incredibili e far stare insieme e collaborare per fare qualcosa di bello e importante. Tante persone diverse che hanno messo a disposizione quello che di meglio sanno fare. Noi vogliamo riprenderci la notte, a testa alta anche contro le botte. Noi vogliamo riprenderci la notte, giriamo le strade dalle 0 a mezzanotte. Già lo sai che noi vogliamo riprenderci la notte. Il video arriva proprio con l'avvio della seconda edizione del progetto. Un progetto di solidarietà che si basa sul portare tè caldo, coperte, beni di prima necessità a chi vive in strada, con l'obiettivo da una parte di abbattere quel muro di diffidenza che spesso viene a innalzarsi e dall'altra con l'obiettivo di mantenere anche un presidio sociale nelle strade. Vogliamo riprenderci la notte. E poi c'è invece l'esempio della Mestre che si rialza. Vediamo. In un momento in cui Mestre fatica tra chiusure, insicurezza reale percepita e vetrine che si spengono, c'è chi sceglie di andare in controtendenza. Nel cuore della città le luci tornano ad accendersi, nuove attività aprono grazie a giovani imprenditori che investono, provando a riconsegnare al centro quel ruolo di luogo vivo, attrattivo e sicuro. Accade lungo Via Rosa e Corte Legrenzi, grazie alle idee di Alberta. Per noi è non un luogo dove le persone vanno e vengono, ma dove decidono di stare per fare rete, per lavorare insieme, anche a progetti condivisi per la città. E questo è un po' lo spirito di The Hub, insomma, l'idea di costruire un nuovo spazio per l'innovazione condivisa. E ai progetti di Mattia nella Corte, a riaccendere una luce nuova, sebbene temporanea, sono i preziosi tessuti che arrivano dal Sollevante. Mi è piaciuto soprattutto perché io ho sempre lavorato molto all'estero e con l'estero, e portare un po' di internazionalità nella mia zona trovo c'è una condivisione che va fatta. E poi c'è Silvia, richiama artisti da tutto il mondo per ridare colore ai muri spenti di quest'area, trasformandola in vere e proprie opere d'arte aperte alla città. 3 volti, Silvia, Alberta, Mattia,
3 percorsi diversi, un unico obiettivo: investire, mettere energia e idee per contrastare il degrado. Sono sempre stato innamorato di questa zona di Mestre, perché rispecchia un po' quella che è veramente la filosofia dei noi ragazzi giovani e intraprendenti. Noi pensiamo che sia una bella avventura, ma qualcosa che può veramente rimanere nella città. Cioè, abbiamo aperto da un paio di mesi e già abbiamo trovato dei giovani entusiasti che hanno visto in The Hub un luogo, insomma, dove far crescere anche la loro voglia di rimanere a Mestre. Quindi noi siamo veramente convinti che si possa fare e speriamo di essere anzi un piccolo semino che faccia germogliare anche qualcos'altro di nuovo in città. Presente e futuro delle province italiane nel libro del giurista Perulli. Si riparla di provincia, si presuppone che i vari progetti di legge che sono giacenti in Parlamento e che sono stati unificati in un unico progetto che è appunto all'esame del Parlamento venga approvata una nuova legge sulla provincia. Un libro per capire presente e futuro delle province italiane, si intitola La nuova provincia ed è firmato dal giurista Gianfranco Perulli e da Alberto Mingarelli, edito da Supernova. Testo che arriva in un momento in cui il tema del riordino istituzionale torna di nuovo al centro del dibattito politico. E quindi abbiamo deciso di fare un libro che riassuma un po' i contenuti, i problemi di questo ente, proprio per dare modo ai cittadini di potersi documentare se ritengono e di avere quindi uno strumento di informazione. Provincia come ponte tra comune e regione. Nel libro non viene descritto come una sorta di relitto del passato, bensì come un pezzo indispensabile della macchina dello Stato. Ecco, le regioni sono nate, come sappiamo, nel 1970 del secolo scorso, quindi circa 50 anni fa, e prima non c'erano le regioni e c'era la provincia, quindi avevamo il rapporto comune-provincia. Con la nascita della regione, la provincia ha avuto uno spazio minore, naturalmente. Le province non sono finite. Perulli rilancia il cuore amministrativo d'Italia. È un tema rilevante che dovrà essere trattato con grande maestria per fare una legge che possa essere una legge utile al cittadino. Era l'ultimo servizio, vi lascio alle previsioni del tempo, una buona serata, arrivederci.